Cambiamo argomento, alta attenzione sulla vertenza Jabil di Marcianise. Per il governo sono da annullare i 190 licenziamenti annunciati dall'azienda. Tra poco alle 15 nuovo incontro al Ministero e c'è forte preoccupazione alla Whirlpool di Napoli, come sapete in dismissione, la data è prevista per fine ottobre. Allora andiamo in fabbrica con la nostra Anna Testa. Dobbiamo ricordare che la Whirlpool aveva firmato un accordo di rilancio sul territorio, c'era uno sviluppo da mettere in campo e c'erano fondi che il governo aveva messo. Questo è l'ultimo presidio di legalità che esiste in questo territorio. Bisogna salvare questo presidio di legalità. La Whirlpool di Viargine a Napoli è stata la prima a riaprire dopo il lockdown. Il rischio è che potrebbe essere invece la prima a licenziare oltre 400 dipendenti. Voi avete organizzato anche una diretta Facebook. 31 maggio perché ricorda comunque questa data per noi terribile e quindi noi la ricordiamo con questa diretta. L'ultimo tavolo tecnico tra governo, multinazionali e sindacati lo scorso 30 gennaio. La soluzione di Whirlpool è quella che è sempre detta dal 31 maggio, che il 31 ottobre dismetterà la produzione. Domani è fissato il Comitato Europeo Aziendale dal quale verranno fuori i piani futuri. Domani è anche un giorno importante perché la Whirlpool si incontra con i vertici sindacali e ci sarà proprio per parlare dei problemi che ci sono nel gruppo. Speriamo che non ci sia un'altra brutta notizia riguardante qualche altra azienda. In sciopero ad oltranza anche i lavoratori della Jabil di Marcianise nel Casertano che da domani riceveranno un licenziamento collettivo per 190 di loro. Il 24 maggio del